Sotto osservazione tutto l'anno, ma soprattutto nei periodi di festa e così con l'avvicinarsi del Natale torna il caro voli. I prezzi dei biglietti riprendono a salire, soprattutto da e per le isole, con alcune tratte che hanno superato già la soglia dei 500 euro a passeggero in classe economica. A monitorare l'andamento dei prezzi è Assoutenti, che parla di un vero e proprio salasso per le famiglie che dovranno viaggiare per le festività di fine anno, mentre il Codacons chiede un intervento urgente da parte dell'antitrust, visto che i recenti tavoli aperti al Ministero dei Trasporti e l'apertura di un'indagine conoscitiva non sembrano aver risolto il problema. L'intervento della Regione Sicilia con lo sconto del 50% sui biglietti riguarda solo i residenti, ma i siciliani che hanno stabilito la residenza altrove per motivi di lavoro e vogliono tornare dalla famiglia d'origine si trovano di fronte ad un salasso partendo il 23 dicembre e tornando domenica 7 gennaio a qualsiasi orario, anche mattina presto o sera tardi, ci si trova a dover spendere fino a 521 euro tra andata e ritorno partendo da Bologna ed atterrando a Palermo, oppure 465 euro se va a Catania. Da Torino a Catania nelle stesse date servono almeno 446 euro, 441 da Pisa a Catania, 439 da Verona a Palermo. Sopra quota 400 anche il volo Genova-Catania da 404 euro a persona, mentre da Milano a Palermo servono almeno 399 euro a passeggero, ma si può arrivare a spendere fino a 706 euro a seconda dell'orario e della compagnia prescelta. Il Codacons si appella all'antitrust perché emani, così come fatto nei giorni scorsi per questioni assai meno rilevanti, misure cautelari d'urgenza nel settore del trasporto aereo, volte a bloccare gli algoritmi che fanno impennare le tariffe dei voli per le isole nei periodi di Natale e Capodanno e contrastare le speculazioni che puntualmente danneggiano gli utenti in questo periodo dell'anno. 1.000 euro extra, magari per arrotondare lo stipendio e chissà per fare qualche regalino in più in vista del Natale. Una dipendente postale in servizio a Campo Rotondo è stata denunciata dai carabinieri per truffa e peculato. In 8 giorni, l'addetta allo sportello si è appropriata di 1.000 euro raggirando 2 correntisti di 79 e 59 anni. Nel caso del 59enne, l'impiegata furbetta ha effettivamente depositato la maggior parte dell'importo in un buono fruttifero, ma poi, fingendo di far apporre al cliente la prevista firma per quell'operazione di cassa, gli ha fatto in realtà siglare un prelievo in contanti di 780 euro che la signora ha tenuto per sé. La vittima ha subito informato i carabinieri indicando l'operatrice allo sportello ed aggiungendo che si era subito accorto dell'ammanco ma era stato sviato dall'impiegata che aveva dato giustificazioni incoerenti. Dopo una settimana anche una pensionata di 79 anni si è rivolta ai carabinieri spiegando di essere stata truffata nello stesso ufficio postale. In questo caso l'anziana ha raccontato di essere andata alla posta per ritirare la propria pensione e quella del marito, ma una volta tornata a casa si è accorta che dall'importo totale mancavano 100 euro. A nulla è valso l'intervento della figlia e della signora che si è precipitata presso l'ufficio postale chiedendo una verifica sull'operazione effettuata. Anche in questo caso l'operatrice dello sportello ha tergiversato asserendo di ricordarsi di avere consegnato all'anziana 100 euro in banconote da 10 e sostenendo che, molto probabilmente, la donna aveva smarrito il denaro nel tragitto dall'ufficio postale a casa. Rallentano gli sbarchi a causa del mare agitato, ma questo non impedisce nuove tragedie. Il cadavere di una donna è stato rinvenuto a bordo di una lancia libica che trasportava anche altri 107 migranti, soccorsa ed agganciata da una motovedetta della Guardia di Finanza proprio nelle acque di prossimità dell'isola di Lampedusa. L'imbarcazione sarebbe partita da Sabatra, secondo le dichiarazioni dei migranti, che hanno riferito di essere originari di Eritrea, Sudan, Siria, Egitto ed Etiopia e di essere salpati all'1 di notte di mercoledì scorso dalla Libia, pagando da 2 a 4 mila dollari a testa. Sulle cause della morte della donna è stata subito aperta un'inchiesta, l'imbarcazione sequestrata e trasferita in un apposito deposito non appena ultimato lo sbarco. Si tratta dell'ennesima vittima sulle rotte verso l'Europa, la cui porta d'ingresso è ormai quasi sempre proprio l'isola di Lampedusa. Aveva 26 anni un'altra donna morta 15 giorni fa durante un altro sbarco di cui si è appreso il 22 novembre scorso. In quella occasione erano in 46 e durante il trasbordo sulla nave dei soccorsi la caretta del mare si rovesciò. 3 giorni prima, la sera del 19 novembre, un drammatico naufragio con almeno 8 dispersi, tra cui 2 bambini. 43 i migranti recuperati in quella occasione dalla Capitaneria di Porto che avevano trovato riparo sugli scogli di Capo Ponente. Tra di essi una bambina di appena 2 anni che è morta però a bordo della motovedetta che la stava portando sull'isola. Gli sbarcati oggi verranno portati all'hotspot di Contrada Umbriacola, dove al momento ci sono soltanto 2 migranti. Ieri sera 243 dei 245 ospiti della struttura erano stati trasferiti
trasferiti su disposizione della Prefettura di Agrigento con il traghetto di linea giunto all'alba a Porto Empedocle, da dove sono in corso gli spostamenti di 217 di loro verso l'hub di Catania, mentre 26 minori non accompagnati resteranno nelle comunità dell'Agrigentino. Sferacavallo scende in piazza, una fiaccolata, quella di ieri sera, per fare luce sulle tante criticità che attanagliano la borgata palermitana, dalle ripetute risse ai problemi legati all'inquinamento e alle zone poco illuminate in balia del degrado. I residenti di Sferacavallo sono esasperati e chiedono a gran voce che vengano puntati i riflettori sui problemi del quartiere, chiedono maggiore attenzione, che si risolvano prima possibile le cause che hanno determinato lo scarico di liquami in falda, di avere un presidio fisso di pubblica sicurezza in piazza Peccadelli e nel lungomare di Barcarello. Inoltre l'installazione di telecamere da inserire nel nuovo circuito collegato alla control room della polizia urbana. Un'altra criticità che stiamo affrontando e mettendo in evidenza sono gli atti di teppismo che si sono verificati quest'estate a Barcarello e in piazza Beccadelli con delle liti furibonde. Quindi un altro aspetto che vorremmo che si risolvesse, magari mettendo a disposizione una postazione fissa di carabinieri, di polizia, di guardia di finanza, insomma, in modo tale che si faccia deterrenza e non si verifichino più queste violenze. I cittadini chiedono inoltre il rispetto delle regole e della legalità a fronte di una minoranza, si legge in una nota, che preferisce vivere nell'anarchia e nell'illegalità. Sferacavallo non vuole essere più considerata la valvola di sfogo del disagio sociale della città. Molestava i passanti e minacciava i rivali con dei chiodi per difendere quello che considerava il suo territorio in pieno centro a Catania. A fermarlo gli agenti della squadra volante intervenuti davanti ad un noto negozio di Vietnea dove era stata segnalata una lite. Sul posto hanno identificato l'uomo, un pregiudicato catanese di 35 anni che importunava i passanti tentando di vendere delle penne. Perquisito è stato trovato in possesso di 5 chiodi in acciaio della lunghezza di 15 cm l'uno nascosti all'interno di un borsello. L'uomo è risultato inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Durante le fasi del controllo il 35enne, visibilmente innervosito, ha iniziato ad inveire anche contro gli agenti minacciandoli. Nel frattempo un'altra volante è stata fermata da un giovane senza fissa dimora, il quale ha raccontato ai poliziotti che poco prima, mentre chiedeva l'elemosina davanti allo stesso negozio di Vietnea, era stato avvicinato da un uomo corrispondente poi al 35enne. Quest'ultimo gli aveva intimato di andarsene puntandogli uno di quei chiodi rinvenuti nel corso della perquisizione e minacciandolo che gli avrebbe portato via tutti i soldi perché quella zona era territorio suo. È stato l'intervento di alcuni passanti che avevano allertato il 112 a far sì che il pregiudicato desistesse dai propri intenti. Dopo aver acquisito la denuncia della vittima e sequestrato i chiodi, il 35enne è stato condotto presso gli uffici della Questura di Catania per l'identificazione e denunciato per tentata estorsione, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Barriere fisiche e culturali da abbattere, inciviltà e tanta ignoranza. La giornata internazionale sulla disabilità apre le porte a tanti problemi che, al di là di parole e programmi, restano irrisolti. E mentre la politica si interroga, litiga e taglia fondi per il popolo dei diversamente abili, non è una giornata memorabile, perché di fatto cambia poco o nulla, visto che le difficoltà sono quotidiane. Ad Acireale incontriamo Martino. Per lui è già un'impresa fare una passeggiata in una villa pubblica. Uno deve farsi un corso accelerato per poter guidare le sedie a rotelle, perché le difficoltà sono tante. Le giornate da visita come oggi forse servono a poco, perché dovrebbero essere 365 giorni, tutti i giorni dell'anno si dovrebbe pensare alla disabilità, si dovrebbe pensare all'abbattimento delle barriere, si dovrebbe pensare all'inclusione, a non parcheggiare nei posti riservati ai portatori di handicap, a lasciare lo spazio dove poter scendere e salire la carrozzina, perché spesso ci mettono anche i motorini a fianco, quindi è un problema abbastanza serio, e soprattutto nei centri commerciali, dove la cosa più assurda è che le persone mettono le macchine nel posto riservato e non sono autorizzati, poi vanno a prendere il carrello da un'altra parte e fanno avanti e indietro 4 volte, mentre invece se lasciano la macchina vicino al carrello magari fanno un solo viaggio. La gente ha rispetto nei confronti delle persone con disabilità? Solo chi la conosce, chi non la conosce non la prende sul serio, o hai un amico o hai un parente o proprio la vivi, altrimenti ti giri dall'altra parte. Pensi che le persone possono aiutarti, invece poi ti ritrovi solo con il gruppetto che, diciamo, che di solito ti aiuta, e solo quelli.
Papa Francesco ha sottolineato la vulnerabilità di queste persone, spesso emarginate a causa di tanti pregiudizi. C'è bisogno di programmi e di iniziative che favoriscano l'inclusione, ha ribadito il pontefice. È necessario avviare un percorso più accogliente all'insegna di una comunità, anche parrocchiale, più inclusiva e solidale. Il resto lo dovranno fare le istituzioni e la gente comune, perché spostarsi in carrozzina non è certo un lusso ma una necessità. In via Bentivoglio a Catania notiamo uno stallo per disabili. Accanto c'è un marciapiede, in bella mostra pezzi di auto, dove anche un pedone avrebbe difficoltà a muoversi. Figuriamoci, un diversamente abile. Benvenuti nell'aula di danza del liceo coreutico Musco di Catania. 5 classi, più di 100 alunni che studiano come nella scuola dei Saranno Famosi della serie TV cult degli anni '80. Qui non è finzione, tante le ore passate alla sbarra, le prove per perfezionare una coreografia o un plié. Impegno e fatica premiati con l'invito a danzare sul red carpet della Festa del Cinema di Roma. È stato emozionante, un'emozione che io ricorderò per sempre, soprattutto l'ansia che avevo prima di entrare, perché c'erano anche telecamere, un pubblico veramente importante. Non c'è solo disciplina quando si danza, è una continua ricerca per scoprire il proprio talento. Grazie all'opportunità che abbiamo avuto di apparire molte volte in televisione, anche in diretta in TV, comunque ci dà la possibilità di farci notare in giro, ovviamente nella nostra regione ma anche in tutta Italia. Noi studiamo sia la mattina ma anche il pomeriggio, anche anche orari serali fino alle 9 di sera, alle 10, inoltre dobbiamo anche studiare le altre materie poiché al liceo coreutico non si studia soltanto danza. Non solo tecnica, c'è passione anche per chi deve formare nuovi ballerini. Il liceo ha proprio questo come obiettivo, quello della formazione come persona, il creare altre tipologie di sbocchi che possono essere quello della danza come professionismo, nell'ambito del professionismo, ma anche quello di tutto il mondo culturale e formativo che ruota attorno a un'arte come quella della danza. La danza classica come offerta formativa in questa scuola che cresce con gli alunni e li accompagna e prepara per il futuro. Dal Gattopardo ai Leoni di Sicilia il passo è breve quando di mezzo c'è la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, che sceglie sempre Catania per celebrare i più bei simboli del passato, tra fantasia e realtà, tra personaggi romanzati e vite reali, come quelle De Florio, di cui si è celebrato nella Sala Bellini di Palazzo degli Elefanti il romanzo scritto da Stefania Auci e la serie Disney di cui proprio lui ne è coreografo. Da quest'anno siamo anche la compagnia dei Leoni di Sicilia, perché ho avuto la fortuna di essere chiamato da Paolo Genovese per fare le coreografie del film, e anche il corpo di ballo dei danzatori professionisti e quello della Compagnia Nazionale di Danza Storica, supportato, come si può vedere anche alle mie spalle, da tanti figuranti di scena che noi sono i nostri amici allievi, le dame e i cavalieri della compagnia da tutta Italia. Durante l'appuntamento, uno dei 3 fissati questo fine settimana, un dibattito sulle radici del romanzo. Perché la saga De Florio appassiona così tanto? Credo che sia dovuto a un complesso di fattori, l'umanità delle persone, non personaggi, lo sottolineo sempre, il fatto che ci sia un'ascesa sociale, anche una caduta altrettanto rovinosa in cui molte famiglie comunque hanno modo di rivedersi anche nel loro piccolo, anche nella loro dimensione privata, e poi soprattutto il racconto di un passato che risuona moltissimo nel nostro presente. Eppure tra i personaggi del Gattopardo e la famiglia Florio pare esista una correlazione. Si vocifera, ma sembra che non fosse solamente una voce, c'era un legame d'amore affettivo tra Beatrice Filangeri Tasca di Cutò, la mamma di Tomasi di Lampedusa, e Florio Junior, Ignazio Florio Junior. Un evento tra parole e musica grazie all'esibizione dei danzatori del liceo coreutico Angelo Musco di Catania, accompagnati dall'orchestra del Conservatorio Etneo, presenti il sovrintendente del Teatro Bellini Giovanni Cultrera e i presidenti dei Lions e del Rotary, rispettivamente Maurizio Gibilaro e Giuseppe Petino.